Buongiorno a tutti, consigliere Andrea Bacciga. Siamo qui oggi per presentare quello che è il convegno evento Nodi di DDL-ZAN. Sarà venerdì 9 luglio alle ore 20:45 in Porta Palio qui a Verona. Lascio subito la parola all'organizzatore Carlo Andrea Cardona, responsabile dell'editoriale Il Serenissimo Veneto. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il consigliere Bacciga. Questo è un appuntamento che nasce da una considerazione puramente in punta di linee di comunicazione. Come accennava, io sono responsabile editoriale di questo magazine web, Il Serenissimo, e da operatore dell'informazione mi sono reso conto che esiste una grave colpa appunto imputabile all'informazione, al sistema dell'informazione, che è, rispetto a questo DDL, un'informazione di taglio univoco, nel senso basta prendere e scorrere la timeline di Facebook piuttosto che le pagine di un qualsiasi quotidiano, grande quotidiano, e ci si rende conto che l'informazione è completamente orientata, non esiste un punto dissenziente. Da qui il ragionamento di voler organizzare un dibattito qualificato che ragionerà in termini legali e quindi sarà una considerazione tecnico-giuridica rispetto a questo disegno di legge, che permetta, non in una forma dialogica, perché appunto c'è una sproporzione fra diciamo il marketing che le comunicazione fa a favore di questo DDL e invece le voci dissenzienti che vengono, come posso dire, non messe in evidenza, e quindi abbiamo deciso di creare semplicemente una vetrina che mettesse così, che desse la possibilità di dare un'opinione dissenziente rispetto a questo disegno di legge. Poi le considerazioni politiche scaturiranno rispetto a ciascuna sensibilità, quelle sono personali, ma noi volevamo creare un evento che permettesse di dare un punto di vista differente rispetto a quello che siamo abituati a vedere e che va per la maggiore. Grazie. Grazie a lei, Cardona. Il no di DDL ZAN, perché questo andremo a analizzarlo appunto venerdì. Andremo appunto ad analizzarlo venerdì. Io e l'avvocato Roberto Bussinello, che modereremo questo evento, in cui avremo l'onore di ospitare Ostellari, che in maniera più che coraggiosa, in maniera libera, si sta opponendo, come tanti altri per fortuna, a questo DDL ZAN, e a Francesco Borgonovo, che è un'altra voce libera, oltre che essere il vice direttore della Verità. E le domande che mi pongo e che porremo quindi ai relatori è innanzitutto se occorre realmente un DDL ZAN, c'è realmente la necessità da un punto di vista sociale e giuridico, così come è strutturata la legge ZAN, sarebbe realmente una legge liberticida a favore poi di una promozione della cultura gender? Queste sono tutte domande appunto che sono più che lecite per capire, ma la domanda che poi spesso mi sono chiesto è sulla tassatività stessa della legge. Come si può, nel momento in cui vi è una vittima, un soggetto passivo, sapere se quella persona è effettivamente o no omosessuale? Nel senso che, ipotizzando che adesso Cardona mi insulti e io dicessi che sono omosessuale, rientrerei quindi nella DDL ZAN? Sono tutte domande più che legittime. Devo dire che questo evento cade perfettamente poi con quello che è l'attualità politica, nel senso che sappiamo bene che c'è una forte discussione, un forte dibattito all'interno della Camera, in quanto da una parte Salvini e Renzi avevano proposto delle modifiche, dall'altra parte invece c'è stata
la sinistra, l'EU e Zana che hanno respinto qualsiasi modifica, per cui già la settimana prossima si andrà a discutere quella che è un DDL e che speriamo, da parte mia e direi nostra, che non diventi una legge. Quindi queste sono le tematiche attuali, giuridiche, politiche che andremo ad affrontare e speriamo che ci sia molta partecipazione, ma ne sono certo. Vi ringrazio a tutti, se c'è qualcos'altro da aggiungere, altrimenti vi auguro una buona giornata e grazie per chi è qui in presenza e che per chi mi sta ascoltando invece via web. Grazie a tutti, buongiorno.